Seconda corsa dall'Arcoveggio, sono ancora 3 anni al via sulla distanza del miglio, questa volta campo più folto, 12 al via, 1 Elidex, 2 Ellie delle Naldine, 3 Amphiphil, 4 Elsa Cup, 5 Elena Selfs, 6 Ed Sheeran R, seconda linea, 7 Regno Mais, 8 Earth Quake, 9 Eli dei Greppi, 10 East dei Greppi, 11 Elvaget, 12 Lenoir Treb. Chiusura a favori per Elsa Cup, numero 4 Maurizio Cheli, macchina che stacca. Sono veloci Amphiphil, Elsa Cup all'esterno, molto svelta anche Ed Sheeran, che però si getta di galoppo. Numero 6 Ed Sheeran R, squalificato. Sulla piegata passa a condurre Amphiphil, subito aggredito da Elsa Cup. Elsa Cup va su Amphiphil per sopravanzarlo in 250 metri, terza posizione per Elidex. Elena Selfs invece percorsi esterne lungo la corda rimane in seconda posizione Amphiphil davanti a Elidex, che poi sposta all'esterno per anticipare proprio Elena Selfs. Se ne vanno i primi 600 metri di gara nell'ordine del 45,7, va via l'andatura sostenuta. Elsa Cup che ora davanti alle tribune vede avvicinarsi la sagoma di Elidex, che raggiunge in seconda posizione Amphiphil, trascinandosi Elena Selfs. Al largo anche alla corda, scusate, c'è il numero 9 Eli dei Greppi. Intanto gli 800 completati con un secondo quarto in 31,2. Elidex cerca di avvicinare Elsa Cup, che si mantiene comunque per il momento saldamente in vantaggio. Elena Selfs sposta in terza ruota a 500 dalla conclusione. Lungo la corda è sempre Amphiphil, seguito ora da Elena Selfs, che viene via decisa sul calo di Elidex. Anche East dei Greppi scatta a centropista, viene via con decisione East dei Greppi. Elsa Cup si presenta in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo. Dovrà vedersela con East dei Greppi, che finisce molto forte al centropista. Elsa Cup deve essere richiesta nel finale. Elsa Cup e East dei Greppi alle prese. Elsa Cup ancora qualcosa di vantaggio, ma East dei Greppi nel finale passa e prende il sopravvento. Al terzo posto finisce Eli dei Greppi. Il successo per il numero 10 East dei Greppi, con Antonio Greppi in sediolo. Si prende la rivincita sulla corsa di venerdì scorso a Modena, quando Elsa Cup vinse nettamente. Oggi invece East dei Greppi, scattando dalle retrovie, viene a vincere largamente nel finale, perché passa ai 50 conclusivi, ma in maniera molto molto netta. Andiamo a rivedere l'arrivo. Elsa Cup deve essere richiesta nel finale, ma East dei Greppi arriva con altro speed e passa anzi ai 15 metri conclusivi piuttosto nettamente. Al terzo posto finisce il numero 9 Eli dei Greppi. Successo quindi per East dei Greppi, Antonio Greppi in sediolo per conto della scuderia di Klaus Hollmann e del signor Nicola Del Rosso.